Bene, eccoci qua e voi ormai sapete tutto, siete di casa, quindi cambio di tematica e di ospite. Un saluto a Filiberto Zovico, editore Venezie Post. Sì. Grazie di essere qui e parliamo un pochino, insomma, a ritroso di ciò che è sta famosa locomotiva Veneto, storia e fine del miracolo. Siamo partiti, dicevo inizialmente in trasmissione, dal tornio sotto casa, magari nel garage, e uno già si sentiva un po' imprenditore. Forse è stato questo l'errore del Veneto, non lo so. A lei che ne sa un po' di più, prego. Beh, io sono un osservatore di quello che accade, di quello che è accaduto in questi anni. Noi abbiamo avuto 20-30 anni di sviluppo assolutamente straordinario, nel quale abbiamo fatto delle cose assolutamente pazzesche. Venivano gli esperti di Bill Clinton, gli esperti dall'Inghilterra a studiare questo strano fenomeno. Non è che sia, diciamo, morto, nel senso che come fenomeno noi vediamo ancora una capacità di giovani come quello che abbiamo visto prima, di artigiani, di imprenditori che riescono ancora a fare dei grandi miracoli. Con la piccola idea comunque si riesce a fare esatto il miracolo. Si riescono a fare dei miracoli, veniva chiamato il miracolo del calabrone che volava, no? Cioè perché il problema, come dire, i problemi che noi abbiamo incrociato negli anni sono stati però tanti, pesanti e stanno mettendo non a rischio, hanno già messo a rischio questo tipo di realtà industriale. Quali sono stati questi errori? Come sempre quando succedono le catastrofi dipendono da molti fattori. Uno dei fattori è stato sicuramente, come dire, di limite imprenditoriale, cioè questa cultura del faccio da solo è una cultura che di fronte alla globalizzazione non ha più retto. Noi eravamo bravissimi nel competere, diciamo, in Europa, vendevamo ai tedeschi, Sì. partivamo con la macchina, eccetera, eccetera. Poi abbiamo capito che c'erano gli americani e allora, vabbè, qualche volo lì. Quando si è cominciato ad affrontare mercati come Cina, India, Abbiamo deragliato. a quel punto lì per stare su mercati di questo genere bisogna anche avere la struttura per poterlo fare. Che sono, sottolineiamo, mercati immensi, sono veramente, pensiamo semplicemente al territorio della Cina, ha voglia a riuscire effettivamente a entrare, oltre poi la mentalità, il modo differente di pensare, di creare il business. Sì, esattamente, cioè, è come diciamo che se uno avesse avuto una bottega di pane in un paesino si trovasse nel giro di 10 anni a dover fornire pane a tutta l'Europa. È chiaro che chi è strutturato, chi è più forte, chi ha saputo vedere prima le cose è riuscito a farlo e sta ottenendo i risultati. Il problema è che il 90% delle nostre imprese questo non ha imparato Però a farlo. mi insegni una cosa, allora io di colpo mi trovo a produrre il pane per tutta l'Europa. Non ce la posso fare sicuramente, però qualcuno lo fornisco e non capisco come mai siamo arrivati a cose, immagini del genere, insomma, dove abbiamo anziani, persone che non arrivano a fine mese, nel senso, se io comunque a qualcuno riuscirò a fornirlo, come mai siamo finiti moltissimi gambe all'aria e non voglio andare a toccare temi magari un po' più drammatici? Guardi, io le faccio l'esempio del settore del mobile. Noi avevamo nelle province di Treviso, Pordenone e così via Sì. un'industria del mobile assolutamente straordinaria. A un certo punto è arrivato un signore che si chiama Ikea e che ha capito A che bisognava lavorare sul design, B che bisognava lavorare sulle reti distributive e ha costruito una rete distributiva mondiale straordinaria. Allora è chiaro che il consumatore tende ad andare, diciamo, ad acquistare da Ikea, ma per dire un marchio, Sì, ma sì, diciamo sì. questo tipo di... se tu non sei capace di rinnovare il prodotto e di rinnovare le reti distributive. Quindi cosa è successo? Che nella competizione i nostri immobilieri... Dico una scemata però, se la mentalità, la cultura generale è anche quella di non capire niente di qualità. E questo è un altro elemento.
insomma arriva una querela da Shurikea, però insomma, perché non è che te le regalano e qualitativamente parlando, insomma, non si può equiparare all'artigiano di cui lei stava parlando. Il rapporto qualità-prezzo è terribile in quel tipo di produzioni lì. Ma questo sta un altro elemento, che è la capacità di raccontare il prodotto che fai. Esatto, e in questo sono maestri. In questo sono In maestri, questo sono perché maestri. quando entri in questi grandi magazzini compreresti tutto. È posizionato e strutturato in maniera talmente accattivante e bella che dici, ma caroba, sai che quasi quasi, però lo paghi e non è che hai il ciliegio o chissà che roba come... I nostri imprenditori all'ufficio marketing e comunicazione di norma mettevano o il figlio scemo o la moglie. Che però, per rispetto a tutte le donne, sono le amministratrici numero uno. Esatto. Dopodiché, se tu non professionalizzi quel tipo di settori lì, se non hai la cultura imprenditoriale ho detto la Fornero, No. era una battuta. Se non hai la cultura imprenditoriale per capire che il marketing, per esempio, è un elemento strategico, perché fa parte della narrazione delle cose, è evidente che il tuo mercato si restringe, che allora ti metti a competere sul prezzo, ma sul prezzo non puoi competere, e allora cerchi di dire faccio il prodotto di fascia alta perché va di moda la fascia alta, ma non hai la cultura del prodotto per farlo di fascia alta. E allora questo è stato uno dei due pilastri. L'altro pilastro, ma qui è inutile tornarci, è il fatto che il costo del lavoro, della tassazione, eccetera, eccetera, è andato anche qui fuori, assolutamente fuori mercato. Cioè tu non puoi più competere con i produttori di altri paesi del mondo perché il tuo costo del lavoro e in genere il tuo costo di sistema costa 3 volte tanto gli altri paesi. E quindi questo nord-est non è riuscito a fare contemporaneamente due cose essenziali. Uno, quello diciamo di innovare la propria cultura industriale e dall'altra parte di non innovare la propria cultura politica. Perché noi abbiamo un bel dire, diciamo, che è colpa di Roma, ma bene o male questo territorio ha sempre avuto una forza... Sembra quasi che ci siamo messi d'accordo, perché ogni cosa che lei dice io ho la fotina giusta, insomma, ha parlato di politica, abbiamo speranze, abbiamo promesse, abbiamo sostegni, insomma, giovani e non solo giovani. Sì. Però siamo sempre qua ad aspettare tutto, che cada dal cielo, mi viene da dire. Questo forse è l'errore in generale. Esatto, cioè noi pensiamo che gli altri possano risolvere i nostri problemi. Che le colpe sono altrui, che arriverà sicuramente dal governo un aiuto, che qualcuno ci tirerà fuori insomma, dagli impicci, ma non è così. Non è così. Guardi, le faccio un esempio banale. Tutti si battono per l'abolizione delle province. Sì. I primi a battersi per l'abolizione delle province sono spesso gli industriali, gli unici che non riescono a fare una fusione delle loro associazioni provinciali sono gli industriali. Cioè, quindi, come dire, ci sono contraddizioni ovunque. Secondo me, secondo il mio modesto modo di vedere, un altro errore che è stato fatto o italico o locale è il fatto di coltivare il proprio orticello e basta. Però lì a 100 metri c'era un altro imprenditore, uno che magari insieme a me poteva arrivare a quel famoso mercato cinese. Almeno il pane lo facevamo in due al posto che da solo. No, guarda, lì ad altri 100 metri c'è un altro imprenditore. Uniamo i nostri 3 forni e diamo più pane a questi amici cinesi. No. Io faccio il mio e con voi non ho nulla che spartire. È un errore questo? Chiedo. Ma è un errore. È avvenuto anche questo? È un errore, è avvenuto anche questo, ma è un errore che i nostri padri, quelli che hanno costruito il miracolo del Nord-Est, nonostante si dicesse che fossero individualisti, non hanno mica fatto. Perché nei distretti industriali loro si trovavano al bar del paese e così via e si mettevano d'accordo e si davano informazioni e facevano anche alleanze, facevano anche società. La fase della troppa ricchezza
perché c'è stata una fase di troppa ricchezza, ha fatto sì che anche questo tessuto culturale connettivo È qui si sia che molto si è perso. realizzato, diciamo, come diceva lei, rimarco un po' le parole, il figlio scemo, tra virgolette, nel senso sei stato abituato a trovare tutto pronto, non sai la fatica e quanto è costato ai tuoi genitori per ottenere, ai nonni soprattutto, il famoso miracolo, e poi hai scialacquato e sperperato e in più non sei un imprenditore. C'è stato anche questo, c'è stato anche questo. Devo dire che da questo punto di vista qualche segnale di cambiamento in positivo si comincia a vedere, nel Perché c'è senso, stata ormai una presa sicuramente di coscienza, di posizione da parte di qualcuno che ha detto così non possiamo andare avanti? perché gli atteggiamenti fondamentalmente sono due. Chi ha fatto un po' di quattrini, è riuscito anche a metterseli da parte, eccetera, eccetera, dice no, è troppo difficile, non ce la faccio più, mollo e chiudo. Oppure non cambia mentalità e lo fa anche magari con spirito, nel senso che sta lì con i propri dipendenti finché tutto non crolla, ma ha un atteggiamento passivo. C'è invece, come dire, una nuova generazione che comincia ad aver fame, perché diciamo È questo che porta alla reazione. è questo che E noi porta alla non ci siamo ancora reazione. arrivati? Diciamo che lo strato di grasso è quasi ultimato. Credo che siamo in una fase, ma del resto basta percorrere una statale qualsiasi, quella da Bassano a Padova, piuttosto che da Padova a Vicenza, ma anche il centro e le aree industriali delle città, per vedere quantità di cartelli vendisi, affittasi, che fa letteralmente impressione. Si cominciano a perdere posti di lavoro, tanti, troppi. Non c'è nei giovani, in tutti i giovani, ancora la coscienza che i tempi sono difficili e per cui col cavolo che, come dire, Scialacqui? che scialacqui, che puoi permetterti. Sono momenti in cui, insomma, io ricordo i nostri genitori lavoravano il sabato e la domenica mattina, non si facevano mica tanti scrupoli, c'era una famiglia da mandare avanti. Adesso ci sono determinati giovani che ti dicono, beh, ma io devo uscire per le 6 per l'aperitivo. Non tutti però, non Non tutti, tutti, non tutti. non tutti. Il ragazzo che era qua prima, di certo non è il classico che ti Esatto, ma infatti risponderebbe così. siamo in una fase, come dire, di quelle di mezzo. Siamo in una fase di mezzo e se, diciamo, da una parte si riacquista quella mentalità e la voglia di tornare a combattere, perché questo è un mondo molto aggressivo, cioè c'è qualche miliardo di persone che combatte e cerca di conquistare il tuo mercato. Cambiano le modalità, diceva Andrea Guerra, che è l'amministratore delegato di Luxottica, dice un giorno il mio concorrente era il produttore degli occhiali, oggi può essere Amazon il mio principale concorrente e quindi devo guardare alle cose in maniera Esatto, totalmente totalmente diversa. differente. Cioè, è Questo vale per la musica, vale per il settore della musica, è cambiato completamente tutto. Prima si vendevano i dischi, i CD, adesso tu metti gratuitamente in rete il tuo pezzo, non devi sperare che venda, ma che ti chiamino perché ha veramente fatto il virale, si dice, quindi è piaciuto in tutto il mondo, ma non c'è più vendita né nulla. Questo vale anche per tutte le varie altre produzioni. Sì, vale ormai per qualsiasi cosa, per chi fa televisione, per chi fa scarpe. Per esempio ci sono degli artigiani, c'è una nuova generazione di artigiani che è assolutamente straordinaria, che per esempio, come dire, ha trasformato la sua bottega in una specie di bottega aperta dove si può entrare e vedere come fa il divano, che materiale ci mette e così via. E questo fa sì che quel divano, poiché il pubblico riesce a capire la qualità, il tipo di prodotto, eccetera, eccetera, si possa vendere a una cifra molto superiore a quella che si venderebbe normalmente. Cioè, è Mi ha fatto proprio... sorridere perché mi sono tornati in mente quei poveri artigiani dei divani che fanno gli straordinari a causa della Ferilli, no? Che fanno Sì, tutti questi super saldi. Non sono così, quella è televisione, quella è finzione, però ci sono appunto altri tipi di realtà veramente di qualità che però per farsi conoscere veramente aprono la casa alla fin fine alla gente. Io condivido pienamente, sono stato adesso nel weekend alle Cascate di Fumana, un posto bellissimo, Molina,
e veramente gli imprenditori vinicoli, gli agricoltori ti dicevano entra a casa, venite, assaggiate, mangiate. Questo un tempo magari avveniva ma in un altro tipo di maniera, adesso è proprio capisci, percepisci che non è solo gentilezza ma è vieni, conoscici, assaggia, perché facciamo delle produzioni uniche ma se non le scopri non arriveremo mai a te. Sì, ma infatti da questo punto di vista io credo che, come dire, quello che si chiama Nord-Est, che adesso noi chiamiamo Venezie come territorio, ha delle qualità assolutamente straordinarie. Ma queste qualità ce la faranno? Ritorneranno, emergeranno? Una chiosa proprio finale per il futuro? Io credo che passeremo ancora degli anni molto difficili. Anni, quindi in plurale? Sì. Del resto sono 6-7 anni che continuano a dirci che quest'anno è l'anno della ripresa. Poi ogni mese che scala passa da 1 a 0,8 a 0,6. Ogni anno dicono che è l'anno del Sagittario. Ecco, Questo è l'anno del Sagittario. Esatto. Nulla è cambiato. Abbiamo degli economisti, diciamo, un po' così, dopodiché la crisi è strutturale, quindi avremo ancora anni, diciamo, in cui bisogna dimagrire, bisogna tornare snelli, aver voglia di correre e fra qualche anno, se si sistemeranno un po' di cose dal punto di vista amministrativo, politico e dei costi e la nostra cultura imprenditoriale, come dire, faremo di tutto, come se dovessimo fare degli esami, e studieremo, ci prepareremo e diventeremo con la voglia, diciamo, di combattere usando l'intelligenza, le mani, tutte le nostre capacità, allora fra 3-4 anni penso che si potrà uscire da questo tunnel. Grazie a Filiberto Zovico, editore Venezie Post. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, grazie a Nicola per la regia tecnica. Il nostro Dennis adesso è in ferie e quindi saluto tutti voi. Vi aspetto domani sera alle 19:15 con altri approfondimenti. Restate sempre in nostra compagnia e se vi fa piacere suggerite pure tranquillamente le tematiche da noi ancora non trattate. Sigla. Bene.